si intitola Il miglior libro del mondo. È un titolo molto audace, un titolo anche un po' scherzoso forse. È un titolo ironico, in realtà questo non è il miglior libro del mondo, è un gioco che io propongo al lettore con una certa ironia, perché penso che tutti gli esseri umani debbano aspirare a raggiungere il loro livello migliore. Un calciatore cercherà di fare il suo miglior gol, un giornalista cercherà di fare la sua migliore intervista, uno scrittore cercherà quindi di scrivere il miglior libro del mondo. Ovviamente questo io non sono riuscito a farlo. Hacer la mejor entrevista del mundo. Un escritor quiere escribir el mejor libro del mundo. No lo vamos a conseguir, pero el intento es maravilloso. Esa es la idea del título del libro. Incontrare i lettori significa anche dover tutte le volte confrontarsi con il grande rischio che a qualcuno possa non essere piaciuto il libro. A noi piace pensare che a voi non importi come scrittori, invece vi importa come. Vi Sì. importa molto. Sì, il lettore è fondamentale. Quando un libro viene pubblicato, in realtà è il lettore che è il giudice che decide se nel libro trova o no qualcosa di utile per sé. Quando il lettore trova in un libro qualcosa di importante, a quel punto si stabilisce con lo scrittore un'amicizia e questa è una cosa meravigliosa. La comunicación, cuando un lector encuentra en tu libro algo importante que explica su vida, entonces se produce el nacimiento de una amistad entre el escritor y el lector y ese es un momento maravilloso.